Brillante vittoria per la Vigor per conti di Di Mario che batte al Superga di Ciampino i padroni di casa allenati da Ruperto per 2-4. Vigor per conti che con il terzo posto ai playoff nel primo turno troverà la visita della Tor di Quinto. Per quanto riguarda il Città di Ciampino invece saranno i Lucerchiari ad andare a far visita alla Boreale. Vera sorpresa di questo campionato Under 15 Elite in questa stagione, Vigor che trova il vantaggio con il destro secco in diagonale da parte di Lucci alla 13esima della prima frazione di gioco. Blaugrana che gioca precisamente nella prima frazione un buon calcio in avanti, Città di Ciampino che prova a rispondere con questo calcio là. Palla che però in out, poi il solito Magarini, calcio di punizione, sinistra vincente e al 22esimo è 0-2 in favore della formazione Blaugrana. Vigor ancora pericolosa in seguito a questo calcio d'angolo, spera che arriva al numero 10 della formazione Blaugrana Bobbeca che prova il sinistro murato dall'estremo difensore del Città di Ciampino, traversa piena, colpita dalla numero 9 ex Accademia Calcio Roma Maffiotti, poi arriva l'1-2 di De Emilia alla 24 un altro calcio di punizione dentro a giro e la formazione di Ruperto vi apre così il match, palla in verticale per la Vigor che chiude in avanti da una frazione di gioco, conclusione sempre da parte di Maffiotti in diagonale, poi su questo controcross azione che si spegne e immagini che passano ai secondi 35 minuti di gioco è la Vigor a partire sempre con il pallone tra i piedi, conclusione ancora da parte di Maffiotti di sinistro che termina al lato Città di Ciampino che prova con questo calcio di punizione a giro, palla che termina alta sopra traversa, poi ancora Vigor su questo calcio di punizione va all'interno dell'area di rigore, colpo di testa del nuovo entrato a Sensi, alto sopra la traversa, Vigor che trova il tris al minuto numero 15 con Nardi che con una leggera deviazione trova il 3-1 e allarga così le distanze. Città di Ciampino che però mostra carattere e trova un calcio di rigore decretato dal direttore di gara questa attualmente da parte del numero 1 della Vigor a Ferton, dal dischetto va a giunta e al 17esimo porta il punteggio sul 2-3 rendendo vivo il finale. Vigor che però si butta in avanti, occasione da parte dei Blaugrana, altra conclusione murata da un estremo difensore dei padroni di casa, palla che arriva a Vasselti che al 39esimo con il tapino trova il 2-4 conclusivo.